qui a commentare una sconfitta, ma è una partita che la Golbet ha giocato bene, è stata equilibrata fino di fatto a quell'episodio che ha deciso la gara, soprattutto con l'espulsione di Stervini e calcio di rigore. Beh, secondo me il rigore non c'era perché Forcini ha fatto di tutto per non rimanere in piedi, però è un attaccante con esperienza, quindi lì è caduto, l'arbitro ha boccato, rigore, 1-0 per loro. Peccato per noi perché potevamo portare a casa i 3 punti, nonostante loro sono rimasti senza portiere. Dovevamo diciamo, sfruttare al meglio tutte le occasioni che abbiamo avuto, però 1-0 per loro e va bene così, dai, ci riprenderemo la prossima. Serve assolutamente riprendervi perché dopo aver vinto le prime due partite, adesso siete andati sotto con la Pisana e con il Cotton Club. Dovete forse stare attenti a non replicare tante partite, quel difetto soprattutto che aveva la squadra l'anno scorso, anche se tu non c'eri, che è stata un po' la discontinuità, nonostante poi questo l'abbia portata a giocarsi la finale. Beh, innanzitutto dobbiamo rialzarci perché 2 sconfitte di fila, sì, con 2 ottime squadre ci può anche stare, però dobbiamo sfruttare al meglio le occasioni che abbiamo, pure la scorsa partita. Abbiamo giocato abbastanza bene, però non abbiamo sfruttato al meglio le occasioni. Adesso guardiamo la prossima partita e andiamo avanti, poi giocheremo ogni partita come se fosse